Io penso di espulsare il trattore, io caro. Ma io devo andare via? Sì. Ah, buono. Ciao Gina! Volevo dare questa informazione turistica che appena fuori all'area camper, dighe, Sì. lì è veramente sta stradina che è tanta lunga, te puoi farla in bicicletta, a piedi, col can, è proprio una cosa veramente ragazzo piacevolissima, un po' stile, no? Quell'area camper che siamo andati di Valpo, più o meno, solo che qui con tutto il rispetto è molto più bello. Volevo farti vedere questa esperienza, solitamente è una cosa tipica americana, ma non vedo perché non possiamo farla anche noi. Praticamente quando c'è qualcuno che fa il barbecue, tu ti metti a fianco e inizi a giudicare, a dire la tua su come andrebbe fatto o come lo avresti fatto, insomma. È un po' una specie di variante genetica di quell'istinto che porta l'anziano maschio a vedere il cantiere. Tutto anche accompagnato da quell'aria, da intenditore, il quale guarda interessato i prodotti, vedi, dice la sua anche sui prodotti, e ovviamente poi uno alla volta fa sta roba, perché sennò uno dice una roba, uno dice un'altra e viene su baruffa, quindi c'è una sorta di processione per giudicare il grigliatore e il materiale utilizzato. Però non solo lo spettatore dice la sua, ma anche il cuoco, anche il grigliatore nella variante italiana. È quasi una scena da documentario, da Geo and Geo. Qui possiamo vedere il grigliatore attaccato da un branco di commentatori. È proprio bello sto paesino. Ah, adesso ho capito, c'hanno i vari panifici che le portano la roba al supermercato e che ha scritto il nome dei panifici. È simpatica sta roba. Foto ricordo. Appunti interni, si può friggere anche con la piastra a induzione. Ossia, beh sì, no. Cioè, può sembrare una roba stupida e ovvia, ma io non ho mai visto nessuno che frigge con la piastra a induzione, quindi si può. Una cosa certa, ci ho messo. C'è anche questa bellissima cameriera dell'area camper. Sì, cioè, perché poi io non compravo tutto, avevo, per te tipo gli spara tutto. Devi fuori che pare che sia quasi omofobo, ma guarda se muori e andare via con queste braghette qua e vedelo davanti come che le smontaco qua pipetta tutta in evidenza, cioè, ma dai! Mi scusi il gentile telespettatore se mi permetto di insistere a consigliare quest'area. Cioè, non è che te venire qua apposta, però voglio dire, ti sei in Toscana, dici ma non so dove andare, non so cosa fare, o magari un weekend, ma non so. Ricordate dei parole del Singano, guarda che l'area camper di Firenzuola, attento a non andare a Fiorenzuola come che ha fatto Francesco, sta attento, ma l'area camper di Firenzuola, provincia di Firenze, io ricordo provincia di Firenze, è una cosa spettacolare, guardate che il ruscelletto, d'estate se balneabile, guarda qua, tavoli da picnic dappertutto e camminate lungo il ruscello e il paesino qua attaccato ai ristoranti, pizzerie, macerie, panifici. È bellissima e sei in mezzo insomma a un fiantin di natura, un fiantin di coinete, guarda coinete. Ok, non siamo Siena, però insomma guarda che bei coinete. Se devo c'avere il camper? Sì, come c'avere un camper, esatto. No, quel modello. Guarda che bei posti toscanici ragazzo, guarda, tipo là a buttare la suocera sopra il fiume, no dai scherzo, se basso, solo di buttarla, non muore neanche. Cosa? Sì, quello con le cascate il borgo abbandonato. Esatto, il borgo abbandonato. L'ho segnato ma non so se possiamo parcheggiare i camper che c'è spazio. Dalla vista all'alto sì. Dalla vista street view non c'è neanche l'entrata, quindi Aspetta, no. Sì, è molto bello. Cioè come quando tu vedi nei cartoni quelle collinette che a net che ancora è Felice Interprato. Anche a te se te vanno siffiate poi ancora Felice Interprato. Che posti! Cioè prova a immaginarti, entra nei miei panzi, no ma io no che non ho ancora cambiato mutande, però va bene, metaforicamente parlando, prova a immaginarti qua, guarda che bello, cos'è, 3 del pomeriggio, vabbè ma... La pubblicità di Atenere non va via tu, si può fare una specie di pubblicità di scarpe da spacere. Scarpe da spacering. Ma sì, è uno di quei sogni repressi che uno ha, cioè di andare nella punta
della collinetta o camminare fuori dal sentiero, sai quando da lontano vedi le colline tutte pozzose, morbidose. Faccio un esempio, come magari per certi fare il bagno al mare, io che ci sono praticamente nato al mare, tra virgolette, non me ne frega niente, hai capito? Quindi io che in collina non sono mai andato, se fantastico, so di tutto. Sono d'accordo, se comunità che andiamo a Venezia, piccino, perché siamo sempre a Venezia, a dirte, e che c'è gente che viene a Cina, Dio caro. Sì, e gente che casa nostra. E poi fai TikTok che si butta in mezzo ai panterane, in canali, Dio caro. Sì. E c'è gente che abita vicino e non si va mai. Sì, vero. Ma c'è Venezia, una donna mia fa quando sono bambino. È vero. Da vicino con le scuole. Poretti, questo esatto, ha franato e gli ha buttato giù la casa, porca troia. Non sta a imparare ste robe, ma siamo entrati dentro le case delle famiglie praticamente, e senza praticamente. Occasione! E finalmente abbiamo l'onore di vedere la jeep camperizzata, addirittura il gasebino esterno. Aspetta perché l'è ancora di imbastire su, aspetta dopo cosco ne tira fuori qua ragazzi. Esatto, che se piove andiamo tutti in maniera là. Allora avete visto che robe? Bravi! Ma è batteria, non capisco. Che forte. E poi mi dice che non supportiamo l'LBGT. Guarda, con un elemento del genere, un altro, guarda che braghetta, guarda che te vedi il pacchetto, cioè, guarda che lavori, guarda, uccio da Drio, vai, guarda, e lì da un'ora che sei così Drio godesciat, tu capio? Questo faccio un tutorial molto utile perché ti camperista te sei sicuro un quarantenne, un cinquantenne, pertanto di sicuro te hai problemi ai cervicali. Mauro è uno che fa massaggi, adesso non mi ricordo tutta la storia eccetera, però è uno che fa massaggi seriamente, ok? E quindi lui ogni volta ci dice guarda che ti insegno il trucchetto del sugamano per i cervicali. Io mi smentico ogni volta perché ho detto Mauro non ti puoi insegnarmi sta roba con suo imbriaco, e lui ha detto sì ma quando io che ti trovo che non ti sei imbriaco, ho detto te hai anche ragione, però abbiamo trovato la situazione, facciamo il video. Più grande è meglio è, perché vai meglio a fare. Aspetta perché ho attaccato il video da più grande è meglio è, cioè no, vabbè in sostanza devi trovare un asciugamano grande da doccia. Usi la parte del bordo, vedi? Lori, parte del bordo. Allora, non scaricare sempre sugli altri, stai attento. Lo prendi così, ok? Usi la parte del bordo e se mi giro lo metti sotto l'Atlante, vedi? Il bordo. Adesso tira. Dopo prendi questo qui, lo prendi così, devi passare qua, no? Questo fai così, questo comincia a tirare. E lo tiri. Tiri in su qua, in giù questo, e tiri. Dopo fai la stessa cosa al contrario. Tu passi così, pigli, adesso io ho la più. Eccola qua. Oh scusami, interrompiamo le trasmissioni per Tramanzoni, non fare brutte figure. Che è questo, ok. Concentrati. Lo passi, devi andare su qua che hai i nervi della cervicale. Sta camuffando? Sì, perché anche lui ha detto troppo Con brutto questa da mano vedere, dovresti mettiamogli tirare qualcosa Mi davanti. sembra che Con più quell'altra Dai. Verso il basso, con quella faccia lì. Ma è che uno verso l'alto e uno verso il basso. e vai. E tiri forte. Tira. Devi sentire che ti fa. Questo qua, e vai. Tira tranquillamente. Tira! Perché sta Stai col collo dritto. sta godendo. Non so, ha la faccia un po' Guardami, collo strana. dritto. Gira la testa, dritto il collo, dritto. Guarda in su, Dritto. guarda in giù. Eccolo qua. Dai un bacio a chi vuoi tu? Quadra, Non che pare vero Tramanzoli e fa ste robe. Ma l'abbiamo sempre detto che Tramanzoli è gay. Che mette... Ma sì, ma che stiamo Tinder in tel telefono all'orina perché ormai... Anche Guarda, Marco può dire la sua. ma sì, Secondo Marco me, scandalizzato. secondo lei cosa dice? Faglielo a. Rilassati. Ok. Mano così. Sì, devo ingroppare Marco. Vedete così manco o lighiamo da qualche parte, vedi tu, devo provare a fare il gruppo. E tu, Ciuccio, adesso Ciuccio. Così devo fare, Dio caro. Ciuccio. Guarda che misteri. Gamba dritta. Ciuccio, guarda. Vedi tu? Non si fa sentire quelli. Bracci ancora, ma le gambe, fare il nodo se... E questo cane
che non si alza neanche, perché questo cane ha fatto tanta attività fisica. Questo cane fa finta di niente, che non mi porta ancora in giro. Guarda che cielo stasera, come sempre verso l'autunno e butta verso il roseto, così col ciano il crea anche queste nuvette ora qua sul violaceo, ok? Però tu mi insegni che il cielo è sempre diverso. Grazie al cazzo, Dio caro, come fa a essere sempre compagno con tutte queste combinazioni di nuvole, dei colori eccetera? C'è anche una mezza boiata quella del cielo che non si mai compagno. No, il cielo, il tramonto si diceva. Grazie al cazzo, prego a figa. Abbiamo anche la stufa a legna. Vedi tu? Abbiamo anche il Martin, non manca niente. Quello qua, metti muore, abbiamo un ricordo, no? Salsa, barbecue da Vedi, fa così. Salsa barbecue da mettere. Direi che per la cucina possiamo andare anche un bel 8,5. La location direi un bel 9. Il problema, Dio caro Mirko, è il personale. Cioè guarda, guarda se modi di farsi servire da gente così. Cioè guarda, ma è normale secondo te? Cioè, ma vedi te? Scappa da Gay Pride. Ma veramente? Ma dai, te cavi a fame persone, Dio caro. Non posso neanche dire un ricordo per quando che muoio, perché dopo se muoio, non sai, cazzo me porta a memory card in giro. Il Ghost Rider dei poveri ha detto. Bombola nuova. L'ho cambiata, ma la bombola nuova. Faccio una cosa. C'era la canzone una volta. È arrivato, mangiate tutto, mangiate tutto. E tutti etero, Tino te che crederà mai, ma sei tutti etero. Guarda, è con tacco che tiene sul glutei. Sì. E anche in tensione tutto. Tutto in tensione. Mica ho sbagliato, vedete che mi ho tolte larghe. Un altro qua. Ma mi ho tolte larghe. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara che sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi
così così. Certe notti son notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti. Sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere mai.